Presentato oggi presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento il progetto di riqualificazione paesaggistico-ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Agragas. L'iniziativa mira alla rivalutazione dell'area del porto antico ai fini turistici. La Valle dei Templi è il principale attrattore della destinazione turistica agrigentina. Il parco archeologico, nello spirito della legge regionale 20-2000, ha incrementato gli ingressi e migliorato i servizi a favore della fruizione del sito archeologico. A tale pregevole risultato deve seguire una diversa organizzazione del territorio per un concreto rilancio turistico. Le presenze turistiche risultano stagnanti ed è necessario intervenire sulla filiera turistica, il cui governo è debole e ha subito anche un decennale blocco dell'ente provinciale. Questi aveva avviato importanti progetti di sviluppo, essendo invece stato destinato all'abolizione. L'acqua, il mare, i fiumi, i laghi sono stati sempre elementi vincenti per lo sviluppo del turismo. Due progetti importanti, il teatro e la riscoperta del porto antico, saranno fattori di successo per Agrigento, capitale della cultura 2025. All'iniziativa ha partecipato stamani Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, Giovanni Crisostomo Nugera, presidente del Parco Archeologico Valle dei Templi, Roberto Sciarrata, direttore del Parco della Valle dei Templi, ha presentato il progetto Achille Contino, dirigente settore turismo e ambiente dell'ente Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Siamo presenti proprio testimoniando la nostra vicinanza ad Agrigento e inseriamo questa iniziativa ovviamente nel compendio di quelle poste in essere per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Insieme stiamo lavorando con la provincia, con la sovrintendenza, con il parco, proprio per realizzare un'attività progettuale che risale ovviamente al 2014 e che oggi comincia finalmente un percorso importante finalizzato alla riqualificazione e soprattutto la restituzione dell'identità siciliana degli agrigentini. Anche in vista di Capitale Agrigento 2025, insomma è importante anche, ci saranno altre opere in questo senso magari che la Regione potrà sostenere? Noi siamo a disposizione ovviamente di tutti gli enti, provincia, parco, sovrintendenza, l'assessorato ai beni culturali si sta mettendo a disposizione proprio per sviluppare un percorso che è finalizzato alla valorizzazione ma soprattutto alla tutela e al rilancio di Agrigento sotto tutti i punti di vista per farci trovare pronti per Agrigento 2025, capitale della cultura. Premesso, come ha detto lei, che io quando abbiamo approvato il progetto di questa valorizzazione e fruizione dell'area che va appunto da Maddalusa ad il porto praticamente del fiume Agragas, ha esaminato il progetto alla provincia regionale perché è un progetto che è stato redatto all'interno degli uffici tecnici della provincia. Abbiamo fatto delle prescrizioni di valorizzare quell'area, di poterla praticamente fruire con sistemi di ingegneria naturalistica e abbiamo imposto che venisse realizzato alla Focetta il museo di cui oggi si parlerà, di poter ospitare i reperti subacquei e quindi di poterlo utilizzare come osservatorio per la fauna e quindi di dare anche questa possibilità al visitatore di poter effettuare quindi la possibilità non solo di poter valorizzare ma principalmente di poter fruire. È un progetto di sviluppo turistico che tende a rivalutare quello che era il porto di Agragas, che può diventare una risorsa integrativa dell'offerta della valle per fare in modo che i turisti siano maggiormente presenti sul nostro territorio. Dobbiamo aumentare la presenza dei turisti e ciò può essere fatto diversificando l'offerta. Con la provincia ci tiene ad Agrigento? La provincia è parte di Agrigento, quindi è evidente che siamo presenti, vogliamo essere presenti e vogliamo contribuire a fare grande Agrigento più di quanto già non lo sia.
un progetto ambizioso, da 2 anni che anch'io ci vado dietro, grazie alla collaborazione e al lavoro proficuo della provincia di Agrigento, a cui faccio i complimenti e un ringraziamento. È un'importanza storica ma anche culturale, anche perché quella zona va riqualificata, accanto abbiamo la meravigliosa spiaggia di Maddalusa e penso che sia fondamentale ridare alla nostra città la storia del nostro litorale.